Buonasera cari amici, riprende la piazza per la prossima stagione fino a giugno del prossimo anno, siamo qui e anche trasmetteremo un po' anche da Bruxelles. Oggi siamo in Veneto, nel nord-est, e la prossima settimana saremo con il commissario all'Expo di Milano, Giancarlo Caratti, a Bruxelles, Cécile Kyenge, poi trasmetteremo anche con Serracchiani e la Regione Veneto, vediamo se viene Zaia o se viene invece Ciambetti e altri europarlamentari. Intanto questa sera vi presento gli ospiti in studio che abbiamo, questa sera abbiamo alla mia destra Maurizio Paniz, avvocato, buonasera. Buonasera avvocato, grazie per essere venuto qui. Abbiamo Marino Zorzato, il vicepresidente della Regione del Veneto, buonasera vicepresidente. A tutti voi, buonasera. Renzo Sartori, presidente della Confartigianato, buonasera presidente. Buonasera. Mara Bizzotto, europarlamentare, buonasera. Mara, abbiamo anche poi un imitatore, Vinicio Corrent, che è nelle vesti del politico che non c'è, del politico che dovrebbe essere a disposizione. Che vorremmo essere, che tutti vorrebbero essere, tutti vorrebbero essere. Ad esempio abbiamo l'Alessandra Moretti che non risponde mai ai nostri sms. Quello non ho ancora da studiare. Non risponde mai. No, eravamo al Parlamento europeo con Mara Bizzotto e ha detto che forse il numero era sbagliato, perché abbiamo controllato il numero era giusto. Però non risponde, non risponde. In compenso abbiamo però Beppe Grillo. Beppe Grillo, ragazzi, una cosa pazzesca. Io sono venuto qui questa sera, non sapevo niente, sono venuto a portare una notizia che ha dell'incredibile, ragazzi. Tu pensa che la Angela Merkel... No, questo faccio la censura io. No, fermo, perché sennò devo andare dall'avvocato Paniz un'altra volta e sono cose che poi costano molto care, perché sì, fino adesso niente. No, costano care non dal punto di vista dello stress, della cosa. Non si può parlare della Merkel. Non si può. No, diceva una cosa che non mi piaceva della Merkel. Ah, sì? No, però Di Pietro sei bravo a farlo. Anche sono Di Pietro. Praticamente la politica, come l'avessi vissuta io in quel momento in cui da giovane promettente e uomo dello Stato affrontavo la carriera con parecchi congiuntivi che mi mancassero, in quel momento fondai l'Italia dei Valori. Ma i valori sei sempre dietro di quanti? I valori l'hanno portati via. Adesso c'è Manildo che governa, l'amico di Renzi. Treviso è governata da questo Manildo. Ma deve stare attento perché ritornerà molto presto Giancarlo Gentilini. Sono sicuro che ritornerà. E cioè cosa dice lui? Perché se Giancarlo Gentilini dice così. E sai, perché pensavano di avermi mandato in pensione e invece, sai, io mi preparo tutti i giorni combattendo per ritornare alla guida della mia città, Treviso. Beh, Madonna, mi pare che invece si metta proprio in assessorato. Sì, regionale, stavolta non è da ridere. Anche perché ci sono un po' di critiche a Treviso, mi pare di capire, ci sono un po' di critiche. Anche Renzo Sartori, com'è la situazione, il polso dei nostri imprenditori? Se mi tirate via questo spiacevole ritorno audio, per cortesia. Ecco, come sono gli imprenditori? Cosa pensano in questo momento delle azioni di governo? Adesso siamo seri. Abbiamo sentito Vinicio Corrent, che ringraziamo, poi ricorreremo ancora a te, al politico che non c'è. Ma ecco, che non è neanche stato invitato però, ma capiranno che stiamo scherzando. In compenso ho invitato i grillini a Bruxelles. Caro David Borrelli, io ti ho invitato a Bruxelles e anche l'altro, quindi vediamo poi se riusciranno a venire. Renzo, come sono gli imprenditori? Perché gli industriali nostri sono con Renzi. I grandi industrialoni del Veneto sono con Renzi. Ufficialmente l'hanno detto, difatti il nuovo clima è renziano dal punto di vista dei grandi interessi e dei grandi industriali. Gli artigiani cosa pensano? Gli artigiani vedono una cosa solo, che dal punto di vista economico non si sta facendo niente. Questo è un problema, vengono date delle priorità istituzionali che servono, però a quello che interessa la nostra base sono le riforme economiche e del lavoro. Cioè su questo il non si fa TFR non niente. piace la storia del TFR? Senz'altro non piace perché le nostre aziende abbiamo fatto uno studio sul nostro territorio, Treviso provincia, abbiamo il 97% di piccole aziende al di sotto di 50 dipendenti.
Questo vuol dire che le nostre aziende devono pagare dei soldi che mettono via per poi dare il TFR man mano che le persone escono dal lavoro. E questi soldi, oggi come oggi, sono utilizzati per gestire anche l'azienda, perché visto che c'è una difficoltà di accesso al credito, questi soldi vanno utilizzati per tenere in piedi le aziende. Allora, io avevo invitato anche Domenech, ma non può essere qui presente, ma verrà sicuramente per un confronto le prossime volte, no? Cioè, qua siamo in democrazia. Perché i vescovi italiani hanno preso un po' le distanze, secondo lei, avvocato, dal governo Renzi? Credo che i vescovi italiani abbiano visto quello che vedono tutti i cittadini italiani, cioè vedono che dopo 8-9 mesi di governo Renzi gli slogan non sono stati seguiti da risultati particolarmente significativi. Ci sono stati alcuni provvedimenti ma che non hanno prodotto un frutto nei termini auspicati. Oggi i posti di lavoro sono meno di ieri, questa è la realtà e purtroppo se non si interviene sulla materia prima, cioè sui posti di lavoro, che sono quelli che portano ricchezza a un paese, risultati non ce ne sono. Perché l'esempio da seguire di Marchionne non è dei migliori, cioè, voglio dire, se questa è l'economia del futuro, non so se effettivamente... Il discorso è un po' più articolato, cioè una grandissima azienda deve strutturarsi a livello mondiale, ma la grandissima azienda non rappresenta la regola della quotidianità del nostro Paese. Il nostro Paese, come ha detto benissimo il Presidente di Confartigianato, ha decine di migliaia, forse di più, di piccole realtà. Sono poche le grandi industrie che hanno una strutturazione a livello mondiale. Ne parleremo anche con un'industria. Si devono muovere con logiche anche diverse. con un'industria, quando, cioè, in questo momento è chiaramente la più vesana, la Presidente è con Renzi. Vedremo di capire perché, che ragioni ha, la ospiteremo molto presto nelle nostre rubriche, perché hanno scelto di essere con Renzi, poi vediamo che effettivamente i piccoli e medi hanno qualche insofferenza rispetto agli interessi dei grandi. Bisogna capire se è un guadagno, Presidente Sdorzato, avere Renzi a sinistra nel PD per il centrodestra, perché sta facendo politiche di centrodestra. Di fatto Renzi, secondo me, è un guadagno per Berlusconi, perché fa il gioco del centrodestra. Ma io non so se in questo momento il tema è di chi fa il gioco. Noi stiamo a livello nazionale sostenendo questo governo e a livello veneto siamo all'opposizione di questo governo. E c'è un ragionamento che ci ha spinto fino ad oggi di assumere questa posizione difficile, che è quello che stava attorno a una parola, responsabilità. Cioè un momento difficile, cose importanti finalizzate a questa situazione. Beh, però la domanda è: stiamo realizzando le cose importanti e utili oppure le stiamo facendo tutte? Si può fare di più? Io credo che una cosa manchi. A me delle riforme, poi potremmo anche discuterne, vedo, non si mangia con le riforme del Senato o delle province, non si mangia. Per cui ci stanno, o la legge elettorale, non si mangia. Però l'impressione è che c'è il coraggio, vero? Leggevo oggi sui giornali che la Francia sfora il tetto del 3% e va al 4,6%. Ma va in guerra? Ma il 4,6%. Ma la Francia, la Francia va in guerra. Ma quale Europa abbiamo? Vicepresidente, che la Francia sta attaccando la guerra e già ha portato via il petrolio della Libia. A chi ha chiesto qualcosa Sarkozy per attaccare quella volta la Libia? E in questo momento bombardano l'Iraq. Ma che cazzo di Europa è sta qua? Adesso parlo come quell'altro. Ripeti come dice Grillo. Ma che Europa è questa? Si può dire ma che cazzo di Europa è questa? Diciamolo francamente. Ma che roba è? Dimmi che Europa è. La Francia per conto suo attacca l'Iraq adesso. L'Inghilterra va per conto suo. Noi abbiamo i neri che arrivano, siamo soli. Esatto. Nessuno ci dà una mano. È un'Europa senza politica estera, un'Europa che non sa governare l'immigrazione, è un'Europa che continua a penalizzare i nostri territori, è un'Europa che non ci piace. La cosa triste è che anche Renzi qualche mese fa diceva che bisognava cambiare l'Europa. È presidenza italiana, Esatto, nessuno se n'è accorto.
Perché Renzi predicava prima e predica adesso, dimenticandosi che deve smettere di predicare. Ha ottenuto Alfano una piccola vittoria. Ma che cavolo di vittoria? Sul Frontex. Ha cambiato nome, cosa è successo? No, Niente. gli hanno dato più soldi. Bah, pochi, e comunque dei soldi dell'Europa per affrontare il problema dell'immigrazione non ce ne frega niente, perché il tema dell'immigrazione va affrontato seriamente con politiche serie. Mara, sono d'accordo con te, ma lo sai che il 90% di chi entra in Italia entra qua da Trieste? Lo sai che numericamente gli immigrati che entrano, perché poi è vero quella roba là, è vero che quello che sta succedendo sul mare, ma il 93% degli immigrati che entrano in Italia entrano attraverso la frontiera di Trieste, entrano senza di tutti i colori. Allora, no, almeno sui dati siamo d'accordo. Sui dati non sono d'accordo, io so solo che dall'Africa stanno partendo il 93% arriva da Trieste. E noi andiamo a prendere con le barche. La piazza è ritornata. La piazza è ritornata. 1.200 euro. E noi diremo sempre la verità. Diremo sempre la verità. Una delle prossime puntate, caro avvocato, farò con gli industriali, quelli che non sono difesi da un'industria, ma che stanno commerciando con la Russia e stanno perdendo milioni di euro in commesse enormi. Abbiamo degli industriali che purtroppo le nostre associazioni di categoria stanno zitte, ma in realtà stanno perdendo denari enormi. E a parte Berlusconi, nessuno ha speso una parola su questi poveri industriali. Chi li risarcirà, avvocato? Mi fermo un attimo al discorso che è stato fatto un istante fa. Abbiamo tentato come Lega di difendere. Anche tu, Mara, sì, certo. Ma diciamo quell'altro ha una risonanza più grande perché è amico di Putin, eccetera. C'è stata la fiera a Milano recentemente, gli ordini dalla Russia per il settore che riguarda la ceramica o i mobili sono dimezzati. E non c'è l'embargo, ma il segnale che la Russia manda è chiaro. Non si fida di noi. Avvocato, mi dica. Mi lasci fare una considerazione proprio con riferimento al dialogo che c'è stato tra Mara Bizzotto e Marino Zorzato pochi istanti fa. Io non so se sia esatto il dato che ha dato Marino Zorzato, ma credo, perché è una persona seria, quindi quando dice una cosa sicuramente ha tutto il mio credito. Siccome nel Mediterraneo sono passati circa 200.000 persone. Se questo dato è esatto, cosa vuol dire? Che dobbiamo moltiplicare per 9 i 200.000. Vuol dire che in Italia in un anno entrano 1.800.000 persone. Entrano. Poi bisogna vedere se si fermano o non si fermano, ma anche quando entrano costituiscono un'importante realtà nel nostro paese con la quale fare i conti. Ma può l'Italia permettersi di avere un ingresso di 1.800.000 persone all'anno che incidono sui servizi sociali della nostra comunità? Difatti, avvocato, allora, dov'è l'Europa in una situazione di questo genere? Che provvedimenti ha preso? Che cosa ci ha dato? Quando è intervenuta? E mi permetto aggiungere, dov'è il governo nel momento in cui dovrebbe imporre, avendo addirittura la fortuna di avere la Mogherini come plenipotenziario dei rapporti esteri, dov'è? Il risultato non ce l'abbiamo. Allora, se noi mettiamo questa considerazione di base, unita a quella relativa alle problematiche economiche, con una situazione di embargo che ha determinato danni gravissimi alle nostre imprese, una situazione di povertà più sistematica, continua per le realtà imprenditoriali che vanno chiudendo sistematicamente, con un aumento della disoccupazione soprattutto giovanile che è assolutamente endemico e che ha raggiunto ormai dei risultati pari all'anni 70. Noi nel 2014 siamo ritornati indietro di 50 anni. E nessuno ha il coraggio di prendere le difese di questi poveri imprenditori che stanno lavorando con la Russia per paura degli americani. Ma gli americani fanno i loro interessi e quindi noi dobbiamo fare i nostri interessi. Abbiamo visto, i francesi fanno i loro interessi, gli inglesi fanno i loro interessi. Noi stiamo dando pasta e fasioi a tutti, tant'è che dopo la pubblicità mettiamo proprio in onda pasta e fasioi. Pubblicità. Perché voi sapete che noi siamo l'unica regione d'Italia insieme alla Lombardia a essere virtuosa e avremo i conti tutti a posto come più della Baviera e della Germania.
E invece ci resta solo che la pasta e i fasioi. Vinicio Corrent, pasta e fasioi. Faccio un'introduzione che dura, ma quindi devo un po' riempire così. Spero che sia terra che dire intorno al mondo, sembrano che andiamo sempre torno, mi tento di spiegarmi cosa che sega vuo, ma par che mi abbia messo pevare sul culo, e giro tondo, non casca più il mondo, ma quando che sera, me casca e vai per terra, corremo e paghemo come Pantheon, e invece di mangiare se guardiamo televisione, ti schizzi un bottone se cucina il minestrone, e su pubblicità riscaldiamo il baccalà, ma in mezzo a sto tormento mi cerco il mio momento, che sboro che sta pressa, mi c'avo una soppressa. Mi piace sta senta e magna, senza che il bottone si fermi, soltanto è un gotto di quel bon, e sul fuoco un bel vignato, e che ho viso sempre a tutti i fioi, non sei mai far de manco de magnar. Pasta e fasioi! Il mondo si cambia, ormai si cade sfa, si è tutto fatturà, compreso anche il magnar, prodotti surgelai, scremai super light, ma dove sei indai, cibi naturali, i vol che si compremo soltanto porcheria, pa farmi diventare, poi assi in batteria, e latte di mattina, non sei da contadina, ti trovi in bustina, ma sa la malta fina, una volta mi ricordo il frago c'era c'è, adesso sei mastè, come tete dei porsè, ti mangi di carton o ti ciuci il silicone, se la stessa soluzione, ti senti un gran coglione. Mi piace sta senta e magna, senza che il bottone si fermi, soltanto è un gotto di quel bon, e sul fuoco un bel vignato, e che ho viso sempre a tutti i fioi, non sei mai far de manco. Un commento all'assessore alla cultura, bisogna che lo chiediamo. Un commento all'assessore alla cultura, perché questa nostra cultura è vera, a casa sono lì che mangiano la pasta e fagioli e parlano così, non parlano come Renzi. Come parla Renzi? Renzi, bisogna che lo studio, come ti dice, ma se insomma la mattina viene fuori il sole, bisogna che uno si metta la crema per il sole, ma il nostro problema è quello di risolvere la fame nel mondo. Questa è la cosa più importante. Allora, abbiamo sentito il parere di... Allora, la cultura veneta non è un optional, assessore Rosato, fa parte della nostra cultura. Ma non solo fa parte della nostra cultura, il 10% del PIL veneto, questa parola famosa ormai, no, è fatto di cultura e turismo. La nostra economia veneta oggi è il 10%, un numero enorme, e qualcuno dice, qualche studioso non per far bella figura, che se siamo bravi, nei prossimi 20 anni, non 200 anni, noi potremmo raddoppiare questo dato. E gli attuali 63 milioni di presenze turistiche, 16 milioni di turisti, potrebbero diventare il doppio. Ma soprattutto, se siamo bravi, dipende da noi, se facciamo il Veneto bello, il turismo che sta crescendo è quello che spende di più. Cioè un turista che viene da un mondo nuovo che vuole spendere, che viene qua e che potrebbe, passatemi, invadere il Veneto, che oggi non è molto utilizzato, anche nell'entroterra. Cioè non solo spiagge e mare, che già da molto. Purtroppo non basta la bravura dei nostri albergatori, dei nostri ristoratori, dei nostri imprenditori per attirare il turista. Siamo i primi, il Veneto però, Mara, è stupendo. Siamo i primi in Italia. Tu lo sai che il Veneto è la prima regione d'Italia. Prima del turismo, sì. Quindi, io lo so. Per mezzo dei nostri veneti siamo i primi in Italia. È primo in Italia. Siamo primi in Italia nonostante uno Stato ladro che continua a rubare ai nostri imprenditori, perché fare turismo asiago non è come farlo in Trentino o in Friuli Venezia Giulia, e nonostante questo siamo sopravvissuti. È vero che c'è margine di miglioramento e ampliamento per il nostro turismo, però dobbiamo cambiare registro. Con questo Stato che pensa solo a aumentare le tasse e a rispettare direttive europee assurde non si va da nessuna parte. Ecco perché è vero che qui... falliremo.
Beh, siamo già tecnicamente falliti, solo che Bruxelles ha deciso di tenerci in piedi perché altrimenti cade l'Europa e il sistema euro. Siamo alle loro dipendenze. Adesso c'è Renzi, tutti si aspettavano che Renzi facesse chissà cosa. Dove sta sbagliando secondo lei Renzi? Altro che riforme in atto. O dove sta, diciamo, operando bene? Perché non sta facendo seguire ai molti slogan e alle molte promesse i fatti. Questa è la differenza. Le promesse sono eccellenti, le idee sono buonissime, ma restano idee, restano promesse. L'articolo 18 per esempio a noi non serve che cambi, no? L'articolo 18. Abbiamo bisogno che cambi l'articolo 18 in Veneto. Non abbiamo bisogno, ma se lui lo dà come una soluzione ai problemi, parliamone, vediamo. Secondo noi non fa aumentare senz'altro i posti di lavoro. Però se ne facesse aumentare solo uno, il problema non è il licenziamento. Però se ogni argomento che poniamo in agenda per rendere lo Stato più semplice, trovo qualcuno che dice che quello non è l'argomento, noi terremo questo Stato che è borbonico. Ma il problema non è l'articolo 18, quindi stiamo parlando di cose... Ma guarda, una mattina si parla di pensioni d'oro e arriva uno che dice che non si possono toccare. Un pomeriggio diritti acquisiti non si possono toccare. Niente, lui non ha bisogno, lui non teme di essere licenziato, lui cerca a levare lavoro. Un po' di balzelli, e anche l'articolo 18 un balzello. Non sapete che sono 60 pagine. L'articolo 18 mica è un articolo, sono 60 pagine di commi. Ma sai quante leggi andrebbero abrogate? Ma allora cominciamo a levarne un pezzo. Non è importante se è importante. Bisogna cominciare. Dimmi quanti posti di lavoro certamente crea. Certamente qualche imprenditore assume perché non c'è l'articolo 18. Dipendenti oggi non assume per paura. No, la gente non assume per il costo del lavoro. Va a chiederlo chi ha più di 15 dipendenti. Per il costo del lavoro, non per l'articolo 18. Non raccontare palle. C'è un problema di costo del lavoro, ci sono 1000 problemi, però c'è anche un problema di burocrazia che abbiamo. Tra i 1500 problemi che abbiamo c'è anche l'articolo 18. Teniamoci anche quello allora. Allora fatti i conservatori, teniamoci anche quello. Dai, teniamoci anche quello. Riforme annunciate. Secondo noi è legato alla giustizia, perché quando tu hai un problema con un dipendente e metti su un contenzioso non si risolve in poco tempo. Il fatto perciò levare l'articolo 18 è levare nessuno mi è venuto da me a dirmi che c'è l'articolo 18 che io sto capendo anche però la base della sinistra, cioè la base che dice la minoranza che in realtà è una minoranza che non si identifica più nel PD, perché adesso il PD di Renzi è di centrodestra, no? E quindi va bene nell'area liberale, quindi lui è messo lì dentro in casa di altri. Non so quanto lo terranno lì, perché questo è il problema, appena si accorgeranno che sta facendo il discorso che non so quanto resisterà dentro in un'area che non è la sua, perché non è la sua. Il problema è che tutti noi diciamo che servono le riforme, ma tutti noi diciamo anche che bisogna cominciare dalla porta del vicino, mai dalla propria. Questo è il problema di fondo. Tutti concordiamo. Avvocato, alcune riforme di Renzi voi le appoggiate. Ma non possono non essere appoggiate, sono state riforme che il centrodestra ha portato avanti. Finché non si accorgono che non è dei loro, perché lui dice che è del PD, ma in realtà fa il gioco, va bene a Berlusconi. Ma non è questione di Berlusconi, di Renzi, di Tizio Di Caio, alcune riforme le devono volere tutti i cittadini italiani, ma c'è possibilità di pensare che un solo cittadino italiano dica che la giustizia deve essere più lenta di quello che è? Che le volevo fare. La giustizia deve essere più veloce di quello che è. Giurista, avvocato, eccetera. Ecco, la riforma della giustizia, ad esempio, mi dia il suo parere sulla riforma della giustizia. Ma non l'abbiamo ancora vista, non sappiamo assolutamente nulla. Ma cosa vuole fare? Ma non lo sappiamo, non l'abbiamo mica visto, abbiamo visto soltanto qualche principio di carattere generale. Chi l'ha scritta? Ma non l'abbiamo ancora vista. Non è scritto. Noi abbiamo visto. Come si fa a annunciare qualcosa che non è scritto? Abbiamo visto hanno ragione i vescovi. Abbiamo visto solo l'indicazione di 12 principi di carattere generale. Per esempio, primo principio, la giustizia deve essere più veloce. Ma c'è un solo cittadino italiano che può dire che la giustizia non debba essere più veloce? È ovvio che tutti dicono deve essere più veloce, ma non sappiamo come. Non c'è stato detto che cosa propone il governo per renderla più veloce. Quando arriverà la discuteremo. Ma se non avesse i voti, ad esempio,
perché gli industrialoni abbiamo capito che sono con Renzi. Anche se i sondaggi ultimi, voi avete commissionato un sondaggio come Confartigianato ed è in calo abbiamo visto la che è in popolarità calo, di perché Renzi, non risponde alle esigenze economiche delle imprese. non risponde, no, però abbiamo un'industria a Treviso, gli altri, Squinzi e compagnia bella. sono Io mi sempre ricordo filo ero da Remo governativi. Mosole, caro presidente Squinzi. Remo Mosole era là con me, ha tentato, non voleva parlare con me. È come l'Alessandra Moretti, non voleva parlare e Remo gli diceva: ma presidente, siamo amici, parla con Gandhi. No, ha detto no, non parlo con nessun giornalista. Ho detto che non parlo con nessun giornalista e non parlo neanche con lui. Bene, allora, e l'altro diceva: ma fai una dichiarazione. No, non parlo con nessuno, non parlo con nessun giornalista. Questo è il nuovo corso. Il nuovo corso è governare senza il consenso, perché in realtà siamo una dittatura, fanno quel cavolo che vogliono, hai capito? Non hanno bisogno di me, governano da soli, questo è il problema. C'è la RAI, le reti Mediaset che ogni giorno parlano di Renzi che è bravo, buono, perfetto, ci sono i giornali legati a Confindustria no, che osannano Renzi, hanno bisogno di te. Però che Renzi dici la è verità. anche bravo perché tante volte magari fa anche delle cose utili, no? Cosa? La Serracchiani è contenta, adesso l'otto lo sai, tu non sei su a Bruxelles, No, viene, ci sono, ci non sei. so se ci incrociamo, allora ma ci devi sono. venire, perché c'è Dimmi la cosa Serracchiani che viene a parlare bene di Renzi, no? È la vice. Ma cosa dico? Dice che è bravo, perché dice che fa delle cose importanti per il nostro Stato, che dà fiducia alla gente, che quindi smuoverà le cose, le scuole, i lavori, che farà grandi riforme. Però qua hai visto... Vede, dottor Gandhi, il problema è... Ha sbagliato il titolo, non bisogna riforme in atto, riforme cambiare annunciate. il verbo, non bisogna usare il futuro, bisogna usare il presente. L'Italia non può più aspettare, non ce la fa ad aspettare, ha bisogno di risposte immediate, ha bisogno di tempestività, ha bisogno di idee che vengano messe in pratica subito, Qual è non domani o l'alternativa a domani Renzi l'altro. se dovesse cadere? Perché se va avanti così... Io ho visto che la situazione è molto ballerina, perché mettersi contro i lavoratori alla fine, sai, anche gli industriali hanno il 2% della popolazione, avranno montagne di soldi, ma è come quello che sta in un'isola con una montagna di soldi. E poi non è neanche in grado, magari, perché dei soldi non paga nessuno, perché non c'è nessuno che gli fa da mangiare, no? Cioè, sta là con una montagna di soldi e muore di fame. Voi industriali siete così, montagne di soldi senza la gente vi sta andando via e Renzi non capisce più niente. Adesso ultimamente, visto che anche il Corriere della Sera ha delle perplessità, stranamente il Corriere della Sera, infatti. i vescovi, il Corriere della Sera, i sindacati, Cominciano a ma mandare cosa sta messaggi. succedendo nel nostro paese? Cosa sta succedendo? Succede che ogni giorno i cittadini si rendono conto che questa situazione non può durare, lo capiscono tutti e come ho detto prima occorrono interventi immediati, non futuri. Però dovete smettere di appoggiare voi di Forza Italia e il nuovo centrodestra questo governo. Guarda, io sono fuori dalla politica sentire... da un anno e mezzo. No, va bene, però sei un autorevole esponente. Sì, però anche chiederemo a Matteo Salvini. Ti dico che io non concordo con la politica fatta dell'appoggio talvolta e non appoggio tal'altra volta. In uno Stato deve esistere la maggioranza e deve esistere l'opposizione. E un premier eletto, questo è un altro discorso correttissimo. Deve esistere una maggioranza, deve esistere un'opposizione. L'opposizione deve fare bene il suo dovere. Non capisco Zozzato che dice siamo là per il bene del paese. Ne parliamo dopo la pubblicità. Che ci sia il bene del paese dopo la pubblicità. E se no, se io dico invito tutti, la piazza è aperta a tutti, non abbiamo peli sulla lingua, il politico che non c'è viene sostituito anche così ironicamente, spero che si possa ridere nel nostro paese. No, fa bene. Spero che si possa ridere, che non arrivino le querele, che mi tocca di nuovo andare dall'avvocato Panizzi dopo. Spero che si possa ridere nel nostro paese. È un buon segno. La prossima volta studiati la parte dell'Alessandra Moretti. Dovresti studiare Alessandra Moretti perché sai, lo struzzo è quello che nasconde la testa, ma bisogna che ci sia anche la gente che guarda anche la testa. E non solamente bisogna che ci sia la testa, è anche una bella donna, è anche una bella donna, è da guardare. Adesso la incontreremo a Bruxelles, vediamo se il numero è lo stesso. Perché poi si è cambiato un'altra volta il numero. L'altra volta era giusto, poi si è cambiato ancora il cellulare. No, cosa vuoi? Facciamo il nostro possibile, la piazza va avanti e ne avremo delle belle da raccontare. Pubblicità.
Intanto abbiamo capito che è sicura la candidatura di Luca Zaia a Presidente della Regione Veneto. Sicura al 100%, tutto il centrodestra compatto, vero? Vicepresidente. Stiamo governando assieme, stiamo governando senza sbavature, stiamo governando per il Veneto, ci aspettiamo che l'opposizione ci dica le critiche che ritiene di fare, noi siamo convinti di fare un buon lavoro, ma perché no? Anzi, quindi è sicuro al 100%. Mi pare, tu dicevi prima che il Veneto e la Lombardia sono le prime due regioni d'Italia, quindi... Sono le prime due regioni d'Italia, noi saremo ancora meglio dei tedeschi. Da dati che ci ha fornito Gianangelo Bellati, ecco, ufficio studi dell'Unione del Veneto, sarà fatto anche un convegno su questo da Bruxelles, perché abbiamo i dati che siamo ancora meglio, noi non avremmo problemi per la politica della Merkel. Ma vedi, proprio per rispondere a quello che diceva Mara prima, in Veneto abbiamo un progetto politico. Cosa pensa Luca Zaia di questa candidatura? Taglieremo sicuramente qualche soppressa ai salami e stapperemo almeno una cinquantina di bottiglie di vino, di Prosecco, naturalmente DOC, Veneto, e soprattutto per l'occasione costruiremo altre 450 rotonde. Quindi lei è contento di essere ricandidato? Certamente mi ricordo ben volentieri, perché praticamente ho ancora tante altre mortadelle e salami soppresse da, come si dice in Veneto, nisar, no? Da tagliare praticamente, e quindi una bella botta di Prosecco, e quindi avanti ancora con Zaia per altri 5 anni. Allora abbiamo capito. No, volevo solo, se posso, finire una battuta che facevo prima a Mara. Cioè, il tema nazionale qual è? Che si può andare a votare domani. Il problema è che non abbiamo una identità di centrodestra condivisa su cosa dire, perché quello che dice oggi la Lega, Forza Italia, noi stessi del nuovo centrodestra, sono cose diverse. Ad esempio, nel rapporto con l'Europa, Forza Italia e la Lega hanno due posizioni diametralmente opposte, al di là del dato. L'uno è governativo in Europa, l'altro no. Quindi c'è un tema nostro... È un po' più scettica Forza Italia rispetto a qualche mese fa. Scettico una cosa. Ecco. Alternativo all'Europa un'altra. Vuol dire che se dobbiamo votare domani, dobbiamo avere un'idea comune. Qual è? Sull'immigrazione purtroppo ma non voti l'Italia sull'immigrazione, l'Italia poi deve arrivare a fine mese, ma l'Italia, gli artigiani hanno il fine mese, il TFR, i finanziamenti delle banche, hanno questo problema, dai, non nascondiamoci, il clandestino che prende ma non nasconderti di fronte al travicello sull'occhio. Non siamo un paese serio, perché finché ma tu pensi che gli italiani abbiano il problema oggi rispetto al fatto che mancano miliardi di investimenti, le banche non ci danno soldi, non c'è più niente da... Ma il problema è quello, cioè noi facciamo la campagna elettorale del futuro dicendo che il problema è quello, ma dove vivi, chiudiamolo, scusa? Ma dove vivi? Mare Nostrum, chiudiamolo, ma una volta chiuso qual è la proposta per l'Italia? Dimmi cosa facciamo per i nostri artigiani, vero? Non le chiacchiere. Dire a Alfano di chiuderlo, di Alfano che faccia per una volta qualcosa di serio e mandi a Bruxelles un messaggio serio. Ma adesso non ci sta per un attimo immagina, scusami Mara, per un attimo immagina come vorrei anch'io che Mare Nostrum non ci fosse. Adesso io non è che immagino, io lo voglio che non ci sia la proposta più. Per gli artigiani, per i commercianti, per quelli che non ce la fanno più, qual è? Una volta che non c'è quello. Finisci di parlare di populismo, parliamo di fatti concreti. Ma certo, cosa diamo agli artigiani? Cosa diamo? Noi ce l'abbiamo la proposta. Comunque diciamo che la sintesi adesso Vinicio Corrento ovviamente stava scherzando prima, Presidente Zaia, penso che lei abbia capito che stava scherzando, ma la sintesi di Luca Zaia per quel che riguarda il centrodestra l'ha trovata la quadra, cioè tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra, Lega Nord c'è una proposta credibile, sarà Tosi con noi qui fine ottobre e anche lui ovviamente è di questo parere, quindi diciamo che la squadra del centrodestra è compatta. La squadra del centro-sinistra doveva, io l'ho invitati, adesso vediamo che cosa diranno, le porte sono aperte, ovviamente. Però il vicepresidente Zozzato ha detto una cosa assolutamente saggia, cioè mentre la sinistra in questo momento, pur nelle forti conflittualità interne, ha comunque un leader che presenta al popolo italiano, il centrodestra in questo momento non ce l'ha. Ci sono i vertici dei singoli... Scusami. Ci sono attraverso le primarie. Sì. Prima ha perso la strategia, ha fatto le primarie e le ha vinte. No, io guardo il dato storico. In questo momento il centrodestra non si compatta su una figura, ha molte figure nei vari partiti che hanno delle potenzialità, però oggi manca questa capacità di assembramento. Questa capacità di assembramento è sugli uomini e anche sulle proposte, sulle idee. Ha ragione Marino Zozzato
quando dice che su alcuni temi ci sono delle politiche fortemente discordanti tra alcune componenti del centrodestra. Su queste va trovata una sintesi. Una quadra, sì, esatto. Va trovata una quadra. E quindi potrebbe anche essere Luca Zaia che parliamo Luca di casa nostra, parliamo di casa nostra, no, non di Roma, parliamo di qua. Ma nel Veneto il problema non esiste. Luca Zaia è un ottimo presidente del Veneto, la coalizione lavora bene. E si Qui presenta. stiamo parlando dell'intero paese. L'intero paese ha bisogno di proporre un suo leader. Ha provato del anche centrodestra. Flavio Tosi a proporsi Mara Bissotto come leader nazionale, anche perché voglio dire, vabbè che abbiamo la gerontocrazia che governa l'Italia, ma bisogna pensare anche a qualche giovane, a qualche giovane. E dove sono i giovani del centrodestra? Il leader del centrodestra non può essere scelto all'interno delle segreterie del partito. Dobbiamo avere il coraggio e la forza di fare le primarie. Tosi lo disse parecchi mesi fa, qualche anno fa ormai, che bisognava fare le primarie e lui era uno dei candidati possibili. Ci aspettiamo che altri giovani che ci sono all'interno del centrodestra accettino questa sfida delle primarie, che è sugli uomini e sui programmi. Se abbiamo paura come centrodestra di confrontarci tra di noi e con la gente, allora sì abbiamo fallito. Ricordo a tutti che Renzi era stato battuto da Bersani, eppure in 2 anni è diventato praticamente Presidente del Consiglio senza passare per le urne. Mara, quindi trovi due amici sul tema delle primarie. Hanno allora avuto modo di fare delle battaglie allora interne al PDL. Convincete gli altri perché non abbiamo scelta. Ti ricordi Maurizio? E solo così non avevo paura di dare il voto. Nel vecchio PDL hanno avuto degli scontri violenti con quella che allora era la nostra classe dirigente, perché siamo non d'accordo con te. Sul principio il centrodestra si fonda sulle idee e sul modo nuovo di fare classe selezione. Perché non riusciamo a farlo? Perché bisogna chiedere a un partito che oggi non è qua. Ma lo chiederemo dall'Europa, lo chiederemo perché là più facile vado nei corridoi e li becco, Li becco finché non parlano. Se il famoso Italicum nell'accordo del Nazareno ci fa sì che le liste siano fintamente a preferenze col primo in lista bloccato, ci meniamo per il naso un'altra volta perché allora sai. Presidente Sartori, diciamo quello che facciamo, abbiamo il 44% della disoccupazione giovanile, questo è il principale problema del nostro paese e parlano di stipendi da fame. Questo è il problema vero. Questo è il problema del Paese, questa entità di disoccupazione, la mancanza di fiducia, di speranze, di prospettive, soprattutto per le forze giovani. Questo è il problema del Paese. Noi dobbiamo incentivare i datori di lavoro a fare i datori di lavoro a qualsiasi livello, dobbiamo aiutarli perché possano sentirsi stimolati a diventare ulteriormente la forza attraente. Perché abbassano gli stipendi dai 500 ai 700 euro, come fanno a farsi una famiglia sti ragazzi? In tanti modi, cominciamo con ridurre il costo del lavoro. Dobbiamo avere coraggio. Non fanno famiglia poi però, con 500-700 euro. Cominciamo a ridurre il costo del lavoro. Per le aziende? Certo, se riduciamo il costo del lavoro possiamo aumentare gli stipendi. Se aumentiamo gli stipendi si mette in moto un circolo produttivo molto significativo. Bisogna avere il coraggio di scelte molto forti. In alcuni paesi d'Europa, la Spagna, la stessa Grecia che era in momenti di difficoltà straordinari, sono state fatte delle scelte molto forti, se vogliamo anche apparentemente impopolari, ma che hanno dovuto produrre poi dei risultati. Gli artigiani cosa chiedono, Sartori? Gli artigiani domandano semplificazione burocratica perché così non si può lavorare, non si può andare avanti. Noi domandiamo solamente di lavorare. Ha ragione. Poi abbiamo una richiesta sul credito, sulla giustizia naturalmente, perché certe azioni contro dei creditori vanno all'infinito e non si ha mai un risultato. Poi la detassazione senz'altro sul lavoro, perché se non diamo reddito verso il basso l'economia non ripartirà mai. Questo è il problema. Se no c'è la proposta di Grillo del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, ragazzi. Qui scrive chi? Non so. Il reddito di cittadinanza. Io questa sera, però guardate ragazzi, di politica non ne voglio parlare. Anche perché a forza di parlare di politica, il politico ha finito per fare il mio mestiere, raccontare barzellette. Adesso, guarda come siamo presi. Ma cos'è sto reddito di cittadinanza? Ti mando un link. Ti mando un link, te lo faccio mandare da casa Leggio. Ti manderò un link. Dammi l'indirizzo email e te lo mando. Ti prometto che non ti mando un virus. Quello non te lo mando. Allora, lo chiederemo a Borrelli al Parlamento europeo. Ovviamente stiamo scherzando. Andiamo avanti sempre con la nostra rubrica. Ogni tanto bisogna anche affrontare le cose in maniera serena.
io sono preoccupato proprio per i giovani e purtroppo non vedo speranze, perché si taglia, ma non vengono assunti sti ragazzi. Il problema è quello che dicevamo prima, vogliamo incentivare il datore di lavoro a fare il datore di lavoro, cioè a creare, l'abbiamo detto prima, facciamo delle proposte forti, tagliamo il costo del lavoro, tagliamolo, bisogna avere il coraggio di tagliarlo. Ma ci saranno meno introiti per le casse dello Stato? Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte molto molto forti, in tutti i campi. Vogliamo fare una scelta, per esempio, per eliminare il nero? Ma cominciamo a consentire che si possano detrarre tutte le spese. Come in America. Tutte. Come in America. Tutte. Allora il nero emerge immediatamente perché chiunque ha interesse a poter defalcare le spese che fa. Se continuiamo così restiamo fermi in una situazione ibrida. Ad esempio gli americani ad Aviano comprano tutto dentro la loro base. Cioè adesso non escono neanche più, sai, le ultime cioè gli anglosassoni sono risparmiosi che guardano anche il pelo. Noi italiani diamo a tutti quanti pasta e fagioli, loro hanno addirittura disposto che stanno dentro per spendere il meno possibile. Quindi, cara Presidente Serracchiani, in realtà sì, sono presenti, ma spendono poco, perché sono dentro, spendono per cavoli loro. Poi ogni tanto mandano un aereo e vanno a bombardare le aziende, o la Russia, che in questo momento dà da mangiare a Maron di Bruniera, ai nostri impresari, a casa della Piovesana, che è presidente di un'industria, a casa sua, tutta quella zona là, ora sta lavorando con la Russia. E noi abbiamo gli americani dentro Aviano che mangiano dell'oro che gli arriva a mangiare dagli Stati Uniti, spendono poco, se no qualche ufficiale che va in affitto fuori e mangia qualcosa, qualche birra che beve, eccetera, però stanno tutto dentro e sono pronti per attaccare l'altra parte dell'Europa che ci dà da mangiare. Mara, io vorrei sentire Salvini se è dello stesso parere o se ha cambiato idea. Ha cambiato idea Salvini oppure è sempre dello stesso parere dell'Europa da unire e non da dividere? Sì, l'Europa da cambiare. Glielo chiederò, ha cambiato idea? Assolutamente no, assolutamente no. La politica che si sta facendo adesso contro la Russia lo stanno pagando i nostri imprenditori, questo è assolutamente folle e non possiamo permetterselo. Però tutti hanno paura di parlare. Sì, io penso la mia provincia, Vicenza, è la provincia italiana che esporta di più in Russia. Le nostre aziende vivono e sopravvivono grazie all'export spesso in Russia. Niente, se ne frega. Fanno le sanzioni, è ovvio che c'è un embargo della Russia, quindi bisogna veramente, l'abbiamo fatto, io sono andata in commissione a difendere la nostra agricoltura, a chiedere più soldi per i nostri agricoltori, ma mi preoccupa quello che sarà, perché i prossimi passi toccheranno le nostre industrie, i nostri artigiani, allora sì, sarà la fine. Allora cosa facciamo? Oggi la ministra Guidi dice che l'embargo ha provocato 100 milioni di euro al massimo. Palle, perché sono già molti di più e saranno molti di più se continueranno 100 così. 100 milioni, ma scherziamo. Ma c'è solo un'azienda in Friuli che ha perso quei soldi là. Sì, ma cosa parlano? Ma solo l'agricoltura in un mese il Veneto ha perso quei soldi. Quindi o fanno finta di non vedere c'è Cimolai che sta costruendo la Chernobyl, purtroppo l'aveva fatta Bruno Casagrande, ti ricordi, è stato ospite mio, un grande industriale quello. Purtroppo è deceduto. Beh, aveva fatto la copertura Chernobyl, no? Chernobyl dà irradiazioni incredibili, adesso bisogna fare una nuova copertura. E lì nei casini che non riesce più perché c'è questo embargo. Ma insomma, bisogna anche pensare che ci sono le radiazioni che arrivano qua. Certi lavori bisogna farli. Ma che cazzo di guerra è sta qua? E guardate che la Mogherini non è una grossa vittoria per l'Italia, perché come 5 anni fa hanno voluto mettere un ministro degli esteri debole. Perché bisogna che Hollande si arrangi direttamente. Che va a bombardare per conto suo, senza chiedere agli alleati? La Francia, la Germania non vogliono una politica estera europea, vogliono arrangiarsi come hanno sempre fatto. E quindi l'Europa non esiste. La Mogherini non è una vittoria per l'Italia, è una mezza figura che hanno individuato. Basta, come era la Aston e la Mogherini. Non è certo un ministro degli esteri forti che l'Europa doveva avere. Pubblicità. Vicepresidente del Veneto non è solo virtuoso, ma anche in grado di sopportare benissimo
i calcoli dell'Unione Europea e della Germania e della Merkel, ma fa anche grandi eventi. E parliamo anche di cose belle, perché sono stufo di piangere e noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi e nelle nostre capacità e bravura, i grandi eventi, le cose belle di questa regione. Ma guarda, se posso, è ovvio che viviamo male questo momento, quando parli con gli amici al bar, quando vai a cena fuori, quando ti confronti con gli imprenditori, cioè è un momento difficilissimo. Dopodiché io credo che ognuno di noi, nella sua professione, nella sua attività politica, in quello che fa, deve fare qualcosa in più in un momento difficile. Per la politica, finito di fare quello che è normale fare, criticare, parlare, contrapporsi, litigare, poi ognuno di noi ha un suo ruolo. Parlavamo prima entrando con il Presidente. Il Veneto è la prima regione che ha fatto il piano casa di qualità. Allora, senza spendere una lira, una buona legge, buona, fatta da chi l'ha fatta, non ha importanza, poi se ci abbiamo messo naso anche noi, ha fatto 70.000 pratiche edilizie in un momento di crisi, ha salvato 22.000 posti di lavoro veri, non quelli finti, perché tra fare il lavoro e non farlo sono dati degli artigiani, quindi non sono dati nostri, e ha tenuto aperte più di 10.000 imprese artigiane che altrimenti avrebbero chiuso. È una legge che non costa niente e che ha svegliato in qualche modo la voglia dei nostri veneti di prendere il risparmio che in qualche modo oggi stanno maturando e trasformarlo in abbellimento della propria casa. Parlavi di cultura, ho detto prima il turismo, se pensiamo che tutto fra 20 anni sia uguale ad oggi, se pensiamo fra 20 anni in un mondo che è cambiato, che la nostra manifattura sia uguale, che la produzione sia uguale, abbiamo sbagliato indirizzo. Allora credo che ad esempio un pezzetto di Veneto che si faccia più bello e che attiri turisti che spendono qua... Si parla di turismo e si pensa che sia uno che viene qua allora, e che mi stai provocando adesso. No, adesso mi stai provocando. Sai cosa ti faccio io adesso? Ma vengo con si te. vuole parlare di turismo, io ti mando in onda Jesolo. Sì, ma... Perché qua mi stai provocando. Jesolo, Cortina, Asiago fanno in Veneto 63 milioni di presenze e se siamo bravi e ne portiamo ogni anno 1 milione e 2 in più di turisti, non è solo uno, per noi pensiamo al turista che viene qua e va in albergo e spende, no, fa lavorare gli artigiani, i commercianti, i negozi. Dietro a questo mondo c'è un mondo enorme e il turista, se mi permettete, che viene in Veneto e di solito sta bene, perché la nostra ricezione è mediamente buona, quando torna a casa, e oggi non è più il turista solo di confine, ma è un turista del mondo, parla bene di noi, ed è il primo sponsor del nostro prodotto che viene esportato, bene, perché il primo promotore. Allora, se l'export è il modo di pensare al nostro futuro e se il turista è uno che spende qua e diventa promotore, la cultura, e finisco direttore, è il condimento di questa pietanza straordinaria che possiamo offrire a questo mix di turista che parla bene di noi e export che porta fuori il nostro Veneto. Questo si fa e ognuno di noi faccia la sua parte. Marino, io non sono direttore, sono un umile cronista e io voglio rimanere un umile cronista finché vivo. Però Cortina ha sbagliato quando ha scimmiottato la Mitteleuropa. Cortina viveva sull'Italia, viveva sui romani, viveva sul gran nome che aveva e che ha tuttora. Quando ha cominciato a fidarsi degli amici Fritz, il suo nome ha cominciato a crollare, perché i cortinesi, lo dico ai bellunesi, lo dico perché c'è un bellunese illustre, non fatevi abbagliare dai miraggi della Mitteleuropa, perché voi siete il sud della Mitteleuropa, rimanete il nord dell'italianità, rimanete al nord del Veneto. Cortina, avvocato... C'è però un problema. C'è un problema molto serio, ed è un problema di una obiettiva concorrenza sleale tra il Veneto, e Cortina in questo momento fa parte del Veneto, e tante altre realtà dei nostri monti o della nostra regione, e le regioni a statuto speciale. Certo, questo e c'è, questa è una concorrenza sleale che deve essere eliminata progressivamente. Ma io volevo dire, diciamo avvocato, che l'amore deve essere... Sì, però, Cortina aveva un nome quando, e ha tuttora un nome quando è inserito in un contesto nazionale. Però quando il cittadino si sente trattato male dallo Stato, quando il cittadino fa pochi chilometri e vede che qualche chilometro più in là ci sono agevolazioni di tutti i generi, quando vede che i suoi sforzi sono straordinari
e non sono premiati, mentre dall'altra parte sono premiati con risorse importanti, il cittadino dice: ma io dove vivo? Ma perché devo vivere qua quando ci sono queste diseguaglianze? Però questo deve fare uno Stato importante. Questo è vero. È una battaglia che noi molte volte abbiamo citato. La provincia di Belluno mi vede perfettamente ma non è solo concorde, anche del Veneto. Non è solo l'autonomia della provincia di Belluno, è una situazione di diseguaglianza che dobbiamo eliminare, però perché i cittadini sono avvocato tutti deve uguali rimanere, a mio legge. modesto parere, un polo di attrazione nazionale e internazionale. Beh, Cortina è straordinaria e quindi Cortina deve delle guardare bellezze, veramente all'eccellenza. Cortina ha delle bellezze uniche. Cortina è una perla, veramente la regina delle Dolomiti, e deve rimanere così. Certo, non deve chiudersi. No, anzi, non deve andare avanti, deve cercare di migliorare ancora di più. Cortina è stupenda, il Veneto è stupendo. I Veneti sono storicamente un popolo che ha sempre lavorato e che ha saputo superare momenti difficili, però non basta, e lo dico soprattutto a Marino Dozzato. È vero che per il turismo abbiamo grosse prospettive, ma dobbiamo far capire a Roma e a Bruxelles, anche perché ha lavorato che così... bene anche Finozzi lì. Certo, ma tutta Zaia è, per fortuna c'è Zaia, ci sarà Zaia, per fortuna ci sono stati gli assessori bravissimi, per fortuna, perché altrimenti sarebbe andata molto peggio, e quindi sono convinta che Zaia, nonostante adesso stiano aumentando i pretendenti, i contendenti, sarà il prossimo presidente, se lo merita, per fortuna questo, ma non basta. Serve coraggio di tutti noi, dobbiamo far capire a Roma che non stiamo scherzando. C'è Mario Pozza che si candida però con i grillini, bisogna andare avanti col referendum per l'indipendenza, bisogna far capire a Roma, come l'hanno fatto capire i scozzesi, i catalani, che il Veneto è stanco, che il Veneto ha bisogno di quei soldi, che noi da soli come Veneto saremo migliori della Baviera e migliori degli altri stati europei. Se non facciamo capire questo, se non facciamo capire che così non va, non basta la bravura dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani, o non basta Zaia. Grazie Mara, avremo anche ospiti più avanti, Mario Pozza che si è messo a disposizione dei grillini, su questo non ti faccio fare il commento a te però. Perché dopo se no magari mi fai qualche altro disastro di Grillo, me lo combini su questa candidatura. No, ti risulta che questa candidatura c'è? Sì, io ne ho parlato, è disponibile a questo tipo Quindi di percorso. Quindi si presenta come presidente della Regione Veneto per Beppe Grillo. Bene, non chiedo a te, bisogna chiedere a Beppe Grillo vero, sì, no? Se è vera o se è un'invenzione giornalistica. Fammi fare l'imitazione di Di Pietro. Di Pietro, perché prima cosa c'entra Di Pietro? No, perché prima c'era una battuta che mi è venuta in mente. Quando l'avvocato Panis prima parlava della riforma delle tasse e di far emergere il nero, a me è venuto in mente di dire: ma il nero emerge già con tutti quelli che arrivano, mannaggia. Sentiamo Jesolo, tanto per ridere un po'. Dove? Ma dai! Facciamo dei fiori! Dai che bevo! Se proprio tanto tempo che penso questa volta voglio farlo. Sogno un cade notte sta vacanza che me passa il mal de panza. Se un anno che sparagno, magno poco e metto via tutto il guadagno. Sto agosto no che torno ai murassi, voglio far come si orassi. Spiagge tropicali, come sui giornali. Sono da mezzo nudo e messa nudo. Vado ai Caraibi, un godito io lo
Vinicio Corrent ha preso il posto di Marino Zorzato. Sì, diciamo sono passato nella destra, come D'Annunzio quando passò nel Parlamento. Allora fare un politico di destra. Chi posso fare? Posso fare magari, non so, Tremonti? Guardi, praticamente da quando non sono più ministro della finanza e dell'economia posso sparare tutte le cavolate che voglio, nessuno mi ascolta. Da ministro dell'economia oggi, da previsioni economiche, sono passato a fare il ministro dell'astrologia, faccio previsioni dell'oroscopo. Sì. Per esempio facciamo il mese, questo è il mese della bilancia, lavoro, siete rovinati, non avete praticamente niente. Il mago consiglia finanza creativa, createvi una tassa su voi stessi, praticamente autotassatevi, cercate di evadere il più possibile. Amore, siete fortunati, state per incontrare l'anima gemella, ma in quanto che gemella, con essa rischiate di raddoppiare i vostri debiti. Salute, persistono i problemi allo stomaco. Il mago consiglia provate a riempirlo se ci riuscite. Bisogna anche, purtroppo, però, sì, ridere, avvocato, per usare delle linee guida a questa nazione, delle linee guida importanti. Il problema grosso è proprio questo. Il problema grosso è proprio questo. Il problema è di ridare fiducia al popolo italiano e di indicare al popolo italiano una strada da percorrere. Il popolo italiano è un grande popolo, grandissimo. È un popolo che quando c'è il momento di rimboccarsi le maniche lo fa come nessun altro. Noi abbiamo percorso le strade del mondo e nelle strade del mondo abbiamo seminato tante cose belle, buone, importanti che sono rimaste nella storia. Però noi dobbiamo avere il coraggio oggi di indicare al popolo italiano una strada. Oggi il popolo italiano è sbandato, non sa più chi ascoltare, non sa più chi seguire, si sente demoralizzato, non ha più risultati, è sommerso dalla burocrazia, dalle carte, ma non vede un faro in fondo. Noi dobbiamo avere il coraggio di trovare qualcuno che dia un faro in fondo al popolo italiano. Questo è il problema di questi anni, perché non è venuta meno la matrice di laboriosità, di capacità, di impegno, di voglia di sacrificio del popolo italiano. E noi lo vediamo moltissime volte. Che è lo spirito alpino, no? Però se non arrivano, è lo spirito alpino, però se non vediamo poi i risultati, capisci che si demoralizza chiunque. E purtroppo questa è la situazione del popolo italiano. Tutte queste tasse, abbiamo ancora il 133% di rapporto PIL, cose, cioè abbiamo praticamente, non servono a niente. Non abbiamo abbassato il debito. No, abbiamo aumentato. Abbiamo aumentato con tutte queste tasse. Il debito pubblico è aumentato in maniera vertiginosa. Sì, ma dove vanno i soldi che diamo? Ma dove vanno? Manca una capacità di gestione complessiva dello Stato, purtroppo. Abbiamo comprato ancora investimenti, armi e cose, sì. Cioè vogliamo distruggere la sanità per comprare più armi, esatto, per andare a combattere, andiamo grandi, a combattere, no? Quelli che ci comprano la roba. Sì. Capisci che è demenziale la storia, cioè, andiamo a combattere, o vorremmo andare a combattere, la Mogherini ha detto, ha visto sì, l'Italia è ma cosa dichiarano guerra a chi? Ma chi dichiarano guerra? Quelli che ci comprano le robe. Sì, ma perché interessi? Ma quali sono? Io ero a Re di Puglia col Santo Padre, farò una trasmissione perché ero là in prima fila, mi hanno visto tanti telespettatori, ero molto vicino e io ho sentito le parole del Papa, dei mercanti della guerra, dei banchieri, è stato bravissimo. Guardate che questo Papa è veramente un Papa coraggioso, ha detto a chi serve questa folle guerra? È una follia collettiva, dobbiamo fermarla questa guerra. Avete visto l'ISIS cosa sta facendo? Questo è il risultato della politica a favore dell'Islam, quello più tremendo, quello che non è Islam questo, non è Islam, non è amore, non può essere Islam quello dell'ISIS. Queste sono fazioni delinquenziali, come tali vanno capite e vanno combattute ed eliminate. Questa è la realtà. Però salviamo invece quello che ha fatto il Papa proprio a Re di Puglia. Il messaggio è stato un messaggio molto chiaro ed è importante che sia stato fatto a Re di Puglia perché lì c'è la storia della nostra gente. Abbiamo parlato del Veneto e dell'Italia laborioso.
lì c'è la storia dell'Italia che si è sacrificata per essere Italia. Lì abbiamo migliaia e migliaia di persone che hanno donato all'Italia il bene principale, cioè il bene della vita. Il bene della vita, ed è significativo che sia stato detto proprio lì qual è il messaggio per il futuro. Non ha nessun senso andare a combattere delle realtà che per noi sono sinonimo di ricchezza. Abbiamo parlato prima dell'embargo alla Russia, ma è illogico, è fuori del mondo. Abbiamo i nostri imprenditori che subiscono danni enormi dopo che hanno fatto una fatica da matti per aprirsi un mercato, per riuscire a avere delle commesse, e noi impediamo loro di realizzare questo tanto. Ma siamo veramente all'assurdo più assurdo. Ah, lei, anche Berlusconi di questo parere? Beh, non può che essere così. Berlusconi. Però la sinistra... A parte che Berlusconi ha dei rapporti personali talmente forti con Putin che lo difenderebbe in qualsiasi posizione, ma qui soltanto un cieco può rendersi conto che una politica italiana che sia in conflitto con la forza economica che ci deriva dal grande rapporto con una nazione in crescita è un'assurdità. Esatto. Ma possiamo buttare via i soldi in questo modo? Tra le altre cose, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. Ieri il ministro Guidi ha detto: ma per 3 mesi siamo abbastanza tranquilli sulle forniture di gas, abbiamo delle riserve. Fra 3 mesi? Ma possiamo pensare che l'Italia possa acquietarsi ai 3 mesi di riserve? Sappiamo benissimo che se la Russia ci chiude le riserve di gas, noi fra 6 mesi... Che già l'avvocato ha aumentato del 5,4%. Ma è evidente che ci sono influenze enormi sul tema dei prezzi, ma io non riesco a capire come sia possibile alimentare questo tipo di conclusioni. Ma chi prende queste decisioni? Bravo, e perché la Mogherini e Renzi non hanno il coraggio di dire che invece la strada è calmare gli americani? Calmare gli americani, non incitarli ad andare avanti se sbagliano, calmarli. Questo è l'esempio più chiaro. Non contiamo niente, non abbiamo una forza nemmeno durante il semestre europeo, quindi dove in teoria dovrebbe essere Renzi a dettare un po' di linee guida. Nemmeno in questo momento abbiamo avuto la forza di spiegare chiaramente questo. Quanto stanno soffrendo le nostre aziende artigiane che vuole vendere anche la cassa depositi, una parte della cassa depositi e prestiti. Stiamo svendendo questo paese. Ma Renzi sta promettendo. Possiamo svendere i gioielli del paese? Possiamo buttare via quello che costituisce la forza, la ricchezza della nostra nazione? Abbiamo delle realtà imprenditoriali che sono gioielli nel mondo, li stiamo buttando via uno dietro l'altro. Stiamo uccidendo il lavoro che è stato fatto per decenni per raggiungere determinate posizioni. Io di solito sono ottimista, ma non c'è più spazio per l'ottimismo. Ma anche se noi dovessimo diventare indipendenti, autonomi, no? Se noi avremmo comunque il problema della NATO, il problema delle alleanze, il problema in che scacchiere metterci, cioè non è che ti lasciano la libertà i potentati mondiali. Quello è un tema molto delicato, quello dell'indipendenza. Noi abbiamo grandi risorse per poter essere una realtà, se vogliamo, anche indipendente, però poi dobbiamo fare i conti con quello che c'è attorno. Abbiamo visto quello che è successo alla Scozia, abbiamo visto quello che è successo in Catalogna adesso, le identità personali. Un'autonomia. Mi interessa questo argomento, dopo la pubblicità mi interessa, perché dobbiamo parlarne, questa tensione fra Bissotto e Paniz, un confronto, una tensione, diciamo, potremmo trasformarla anche in canzone troubadour, visto che è bella anche magari una tensione, diciamo, piacevole. C'è un dialogo assolutamente costruttivo. Alla pubblicità. Bissotto, Mara, ci conviene o non ci conviene essere indipendenti? E poi risponde l'avvocato Paniz. Innanzitutto va detto che il referendum va fatto perché è un diritto dei cittadini decidere se sì o no per l'indipendenza, questo prima di tutto. Poi noi siamo un popolo, lo siamo stati per oltre 1000 anni, abbiamo comandato il mondo, quindi non avrei questa paura. Sicuramente da indipendente avremmo avuto un approccio diverso, ad esempio con la Russia, perché sappiamo quanto importante sia per il Veneto e per le nostre aziende
avere questo filo diretto pacifico con la Russia. Sicuramente a livello europeo innanzitutto i parametri sarebbero rispettati. Se hai la NATO in casa, Mara, devi fare quello che dice la NATO. Ma comandiamo la NATO come Italia? No, ma dico, contiamo qualcosa. Non è che va via dalla NATO. Ma come, cioè, ci siamo, ma come fai? Come influiamo in qualche modo sulla NATO? Decidiamo noi se mandare o iniziare una guerra in qualche posto. Non è l'Italia, non l'ha mai fatto, non ha l'autorevolezza per farlo, non ha il potere per farlo, ha sempre accettato supina le decisioni della Merkel, in questo caso di Hollande o dei tedeschi e dei francesi. Quindi non mi spaventa questo. Quello che serve in questo momento, al di là di questi discorsi importanti, ma in un momento economico così difficile, secondari a mio avviso, è che il Veneto deve mandare un messaggio chiaro a Roma e a Bruxelles, che vuole essere indipendente, che vuole tenersi i soldi qua. La Scozia, gli scozzesi hanno potuto esprimersi, hanno detto no, per questioni economiche, perché non volevano uscire dalla sterlina, perché bene o male temevano una reazione negativa dal punto di vista economico. I veneti direbbero di sì, perché sanno benissimo che dal punto di vista economico la situazione per loro sarebbe migliore. La Catalogna, la stessa cosa, per questioni economiche reagiscono e vogliono l'indipendenza. Far finta che questo problema non esiste, o peggio ancora, vietare ai veneti di esprimersi è una cosa che nessun Stato e nemmeno l'Unione Europea può vietare. Il principio dell'autodeterminazione è un principio naturale che non può essere negato a nessuno. Grazie. Risponde l'avvocato Paniz. Il tema è molto delicato. In Spagna la Corte Costituzionale spagnola ha impedito il referendum alla Catalogna e lo ha fatto sulla base del principio dell'unità nazionale. Credo che dal punto di vista giuridico la problematica non sia di facile soluzione e non voglio neanche esprimermi perché bisogna conoscere esattamente quali sono gli sviluppi normativi. Guardo invece a un altro profilo. Se io penso, abbiamo parlato di Re di Puglia poco fa, che migliaia, decine di migliaia, milioni di persone sono morte per questa Italia, non per questo Stato. Mara. Non per questo Stato. Chi è morto non voleva uno Stato così. Scusami. Non lo voleva. Scusami. Non lo voleva. Lasciami esprimere la mia idea. Se io penso che tutte queste persone sono morte per l'unità nazionale, mi piange il cuore dover riflettere al fatto che il loro sacrificio sia un sacrificio che non è contato a niente. Diversa è la tematica di tipo economico e qui non c'è discussione. Noi abbiamo risorse, abbiamo capacità. Forse tutto questo potrebbe essere valorizzato attraverso un'autonomia. Perché non creare nel Veneto la regione autonoma, come è il Trentino Alto Adige, come è il Friuli, dare un potere di autodeterminazione diversa, un potere di mantenere le risorse in maniera diversa. Io spingo molto in questa direzione, cioè mi pare che parlare di indipendenza del Veneto sia raggiungere un obiettivo, mi pare difficile, forse anche irrealizzabile. Parlare invece di autonomia di questa nostra regione sia un diritto sacrosanto del popolo veneto. Sentiamo Renzo Sartori. Chi ha combattuto per la nostra libertà e per un paese che doveva essere diverso. Sentiamo Renzo Sartori. Sono perfettamente d'accordo con l'avvocato Paniz perché secondo me quel tipo di percorso dell'indipendenza non è attuabile e comunque molto pericoloso. Dopodiché un'autonomia maggiore per il nostro Veneto è senz'altro auspicabile. Comunque faremo tante puntate, adesso abbiamo una stagione intera da qua fino al prossimo anno. Io ogni volta che arrivo al Passo Montecroce di Comelico, ogni volta che arrivo a Cimabanche, ogni volta che arrivo sul confine tra il Veneto e il Trentino Alto Adige, e dico che in Trentino Alto Adige sono bravissimi a spendere le risorse che hanno, bravissimi, tanto di cappello. Saremo anche noi. Però. Ogni volta che arrivo là dico, ma perché noi non possiamo avere le stesse risorse? Saremmo altrettanto bravi, anzi forse saremmo meglio proprio perché veniamo da una vita di sacrificio, per cui saremo molto più attenti a non disperdere le risorse. Io mi chiedo ogni volta, ma perché deve permanere questa diseguaglianza tra cittadini di serie A e cittadini di serie B? Che cosa abbiamo fatto noi di male per non poter avere le stesse cose? Solo una cosa per tranquillizzare i presenti. Dal dopoguerra ad oggi sono nati 129 stati e la maggior parte in maniera del tutto democratica attraverso passaggi democratici come il referendum. Quindi non vedo questo timore
Insomma, lasciamo che la gente si esprima. Grazie, poi vediamo ancora. Non siamo i soliti veneti che si incazzano la sera. Gli inglesi hanno fatto un referendum e poi, voglio dire, gli scozzesi, quindi farlo è una consultazione democratica. Penso su questo siamo poi d'accordo. eventualmente possiamo discutere su come attuarle. La democrazia è un valore di una nazione. Esatto, io volevo lanciare un appello, democrazia sono sempre dello stesso sono parere. valori assoluti. Guardate, il problema dell'assessore, dell'ex assessore Chisso, che si trova in questo momento in carcere, ha scritto una lettera a me, la salute è veramente cagionevole, io auguro che questa commissione che andrà ad analizzare il suo stato di salute lo faccia in maniera proprio coscienziosa e riflettendo al fatto anche che se dovesse succedere di qualcosa poi rimarrebbe sulla coscienza il fatto che l'uomo è in una condizione psicologica molto molto particolare, si trova da tanto tempo in carcere, potrebbe essere rilasciato agli arresti domiciliari dal punto di vista umano, perché il peso di schiacciare una persona potrebbe rimanere veramente indelebile poi nella coscienza collettiva. Lui mi ha scritto che è innocente. La magistratura fa il suo corso, non esprimo giudizi su quello che stanno analizzando e studiando e facendo. Io dico che c'è un problema umano e di salute. Mi auguro che i medici lo valorizzino e possa ritornare a casa sua e poi si difenderà nelle sedi opportune. Cosa dice lei, avvocato? Io penso che la carcerazione preventiva debba essere una assoluta, straordinaria eccezione, perché a me fa piacere che la giustizia faccia il suo corso, io ho grande rispetto per la giustizia, faccia il suo corso, decida se una persona è innocente o colpevole, se è colpevole lo manda in carcere, se è innocente deve essere in tempi stretti proclamata la sua innocenza. Quindi io sono molto critico in senso generale sulla carcerazione preventiva, perché è una valutazione anticipata che molto spesso si è rivelata fallace, dobbiamo essere chiari. Però ho un rispetto talmente forte per la giustizia, talmente forte anche per la magistratura veneziana, di cui conosco lo scrupolo e l'attenzione, che guardo con molta prudenza a qualsiasi tipo di dichiarazione. Bene. Nel contempo però ho un rapporto affettivo nei confronti di Renato Chisso, nei confronti di Galan, salute, no? Nei confronti dell'assessore. Cioè, sono persone alle quali sono stato a trovarlo ancora prima che fosse il rapporto umano merita ogni salvaguardia. Perché se è vero che ha l'ischemia, ma lo diranno i medici, se dovesse succedergli qualcosa rimarrebbe sulla coscienza. Non vorrei mai che succedesse una cosa di questo genere, esatto. Perché sarebbe un colpo talmente forte per il sistema giustizia, una grande giustizia, responsabilità anche talmente per i medici. forte per il sistema giustizia che influirebbe su tutti noi che siamo della giustizia operatori quotidiani. Esatto, per questi medici che devono prendere una decisione non facile. Lo faranno con piena coscienza, quindi ho assoluta fiducia che facciano il loro lavoro per bene. Grazie ai miei ospiti, grazie a tutti voi, la piazza è ricominciata fino alla prossima stagione, la prossima puntata dal Parlamento europeo con il commissario europeo dell'Expo di Milano, Giancarlo Caratti e tanti altri, Cecil Kyenge, là la sinistra viene, verrà anche Lotto alla sinistra che stasera non viene, insomma ci sarà un bel dibattito. Grazie, alla prossima puntata.